Calcio, passiamo ai motori, come detto, ospiti in studio qui a Udine gli amici dello stile Alfa Romeo e andiamo a conoscerli. Cosa dici? Elena, Perfetto. tu sei un alfista? Non sono un alfista. Non sei un alfista, allora però se non sei un alfista posso andare a però ti danno conoscerli. appunto, almeno così mi hanno detto. Comunque sempre il gruppo Fiat con la bellissima Elena che ci passa davanti, invece Eleonora cosa ci racconta Eleonora? Eleonora è un alfista, ti piace l'Alfa Romeo secondo te? Ti piace come macchina? Convivo con un amico, quindi... Beh, insomma, Punto di partenza, un punto di partenza, partiamo da basi solide. Grazie per averci invitato, grazie per averci chiamato qui stasera. Io mi presento, sono Rodolfo Frausin, presidente di Stile Alfa Romeo. Oggi siamo qui ospiti con una delegazione appunto di Stile Alfa Romeo e ci presentiamo, penso, uno a uno, passerò il gelato a ognuno di noi e passo prima di tutto a lui. Ciao, io sono Randy. Ciao, io sono Golo Antonio, caposezione Treviso. Benissimo, tu arrivi dal Veneto orientale, primo tassello per quanto riguarda poi il futuro di questo club. Come si dice? Il primo inizio a una grande crescita. Bene, e questo mi piace, già cominciamo bene. Poi vicino a te Duca chi c'è? Io sono Gianni Lant, vicepresidente e responsabile zona di Udine. Benissimo. Ciao, io sono David, referente per il Pordenonese e provincia. Ciao, Medico sono... invece centro sedia, cos'è che fai? No, sono semplice membro del club. Calcio, No, finito. Solo motore. Anche te hai immolato. Sì. Bene. Ciao, sono Antoine e io sono un nuovo socio, diciamo. Una new entry. Una new entry da poco. Vicino a te? Presente Riccardo, socio. Pavanna D'Alberto, nuovo socio. Ciao, sono Lilly, faccio parte dello staff. Bene, staff tecnico, mentre la Polito cosa ci racconta? Sonia, sono una dei fotografi. Lei è fotografo ufficiale. Gabriella, io sono tesoriere dell'associazione. È quella che deve tenere i skate perché devono tornare i conti. Io sono Eric, l'apripista ufficiale. Bene, che non prendi però i birilli perché apri la pista bene, perfetto. Ciao, sono Martina, socio. E dopo aver conosciuto i soci torniamo con il nostro presidente factotum, insomma quello che è l'anima, possiamo dire, ufficiale di questa associazione. Che iniziative ci sono nel 2012? Beh, abbiamo un calendario sociale ampio, principalmente come attività sociali noi abbiamo i nostri raduni che diciamo andiamo a svolgere ai 4 lati di quello che è il nostro territorio, quindi Trieste, l'Isontino, il Trevigiano, il Pordenonese. Cominceremo la stagione a maggio. Ecco, tra l'altro, scusa, prego la regia di preparare le immagini relative alla stagione 2011. Ecco. Dicevamo appunto, qua noi, in questo caso qua, le immagini che stiamo vedendo sono relative a eventi non organizzati da noi ma ai quali partecipiamo attivamente, cioè delle serie che noi non solo ne organizziamo ma appunto aderiamo a sostegno della nostra attività di club, quindi in questo caso parliamo di Monza, un appuntamento per noi fisso, partecipiamo ogni anno, quindi promuoviamo anche la sicurezza stradale dal punto di vista del provare le vetture in pista in totale sicurezza, quindi anche una questione educativa se vogliamo sotto questo punto di vista. Va sottolineato che in Friuli Venezia Giulia non è che ci sia granché di autodromi, anzi non ce ne sono proprio, no, però andate in quel di Tolmezzo. Esatto, noi siamo contenti di poter dire tranquillamente, siamo degli amici dell'associazione della Carnia Racing, abbiamo avuto modo di conoscere Alessandro che ha organizzato per noi al Fisti uno splendido Prodo Rutti, carissimo amico. Esatto, è stato un grande perché ha organizzato assieme ai ragazzi a Carnia Racing uno stupendo raduno appunto da Tolmezzo, un raduno solo 2 giorni, ci siamo divertiti tra pista a visitare gli splendidi panorami di quelli di Tolmezzo e non vediamo l'ora di ritornarci e proprio sulla pista di Tolmezzo abbiamo intenzione di sviluppare assieme a lui delle bellissime iniziative. A livello di numeri, quante persone compongono il vostro club? Allora, è una bella precisazione. Allora, siamo 69 soci, però noi ci teniamo a specificare una cosa, che il coefficiente fra socio attivo e socio non attivo è più alto della metà.
Quindi vuol dire che ad ogni incontro, ad ogni raduno, ad ogni evento che noi promuoviamo, sicuramente abbiamo dai 25 ai 30 equipaggi. Questo qua è una cosa molto importante perché tante volte vediamo club di 1000 persone sulla carta dove in realtà vedi sempre 10-15 di... Una domanda tecnica, secondo te queste due che ho vicino sono adatte per guidare un Alfa Romeo? Anche se lei ha la Mito? Soprattutto l'abbigliamento, no? Ma togliendosi, togliendosi i tacchi e sicuramente mancano dei guanti per la sensibilità al volante, per il resto può andare bene, insomma, può andare bene. Tu non vedi l'ora, ti vedo perché fremi, non vedi l'ora di andare a guidare un Alfa Romeo, insomma. A trazione anteriore o posteriore? Anteriore, no? Poi sono bambine, insomma, devono ancora imparare, perché noi magari siamo ancora un po' spericolati, mentre queste giovani fanciulle proprio le vedi un po'. Partiamo dalle basi. Dalle basi. Una domanda che la Mazzarri vuol fare al Duca. La contessa Mazzarri cosa vuol chiedere al Duca? Quale sarà il prossimo evento in programma? Che brava. Vedi? Prossimo evento in programma, materia freschissima, diciamo un po' teniamo un po' le alone del mistero perché sennò si svegliano subito le carte, però sarà un raduno molto bello, una zona dove non l'abbiamo mai fatto, coinvolgeremo la provincia di Udine e non possiamo dire la meta finale perché noi... È ancora un po' in... No, la meta finale l'abbiamo già scelta, però noi come club ci piace tantissimo collaborare con le istituzioni, quindi dobbiamo appunto lavorarci sopra, ma vogliamo sicuramente offrire a chiunque verrà ai nostri raduni la possibilità di cogliere la bellezza delle location che la nostra regione è in grado di offrire. Quindi non è solo Venezia Giulia, qualcosa. Noi abbiamo una Esatto. bellissima regione, ai 4 venti, come si dice, ai 4 lati, che merita di essere visitata a 360 gradi. Esatto, difatti noi cogliamo la possibilità di far conoscere anche a gente che è venuta da Milano, dalla Toscana, abbiamo avuto l'onore di averli con noi ai raduni, di promuovere anche l'immagine della nostra stessa regione. Questo qua. Invece Elena, che abbiamo esattamente 60 secondi ancora a disposizione, cosa vuoi chiedere al Presidente? Come si fa a diventare soci, magari, se qualcuno è interessato? Semplicissimo, requisito fondamentale amare l'Alfa Romeo, questo sopra ogni dubbio. Abbiamo una segreteria, abbiamo il nostro sito internet www.Stile Alfa Romeo, si scarica un modulo, uno lo compila, ce lo restituisce via email a stilealfaromeo@gmail.com, sul sito comunque ci sono tutti i contatti. La quota è assolutamente alla portata di tutti, visto anche il periodo, parliamo di un'inezia, e si diventa socio. Ricordiamo che non è fondamentale possedere un Alfa Romeo, ma l'importante è amare il marchio, perché noi andiamo a fare promozione del marchio sul campo. E allora, caro Duca, io ringrazio te e tutto il tuo staff. Siamo noi che ringraziamo voi. Ma lui guida l'Alfa Romeo, insomma, non guida Fiat, guida questo. Molte grazie a voi, veramente. Ti ringrazio per la partecipazione, cercheremo un po' di seguirvi nei prossimi eventi e, insomma, il tempo purtroppo, come si dice in questi casi, è tiranno, dunque il nostro tempo a disposizione, gentili telespettatori, è terminato per la prima parte, poi ci sarà Franco Terenzani con il basket, sempre insieme. Gargamella no, perché va allo stadio, però Legattone vi consiglio. Complimenti. Una battuta al volo, meritano fare la TV queste due ragazze. Sì, però al FIST prima. Al FIST prima. Benissimo, con filtro o senza filtro non si sa. Va bene. Allora è tutto per il primo collegamento, scheda tecnica su, Mania.